Nella serata di sabato 14 settembre, personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale del Comune di Porto Empedocle ha condotto straordinari servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere la commissione di reati e più in generale a contrastare i fenomeni di illegalità nel Comune di Porto Empedocle. Sono stati predisposti specifici servizi con l'impiego di numerose unità operative aggiuntive a quelle che ordinariamente pattugliano il territorio da parte della Questura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con la collaborazione del Comando della Polizia Locale di Porto Empedocle, che hanno portato ad attuare capillari controlli nel centro empedoclino. Il bilancio di tale massiccia attività è di 175 persone identificate, 96 veicoli controllati, 3 dei quali sottoposti a sequestro amministrativo, oltre a numerose contravvenzioni al codice della strada contestate con sanzioni per oltre 7.000 euro. Nei prossimi giorni le forze di polizia effettueranno altri servizi analoghi, specie nei fine settimana.